Fare gli arrangiamenti è un po' come scavare nell'animo delle persone, quindi se uno non condivide l'animo delle persone, l'arrangiamento non lo fa. È il caso mio, difatti quando Fabio m'ha contattato io la prima cosa che gli ho detto è che non so se sarò capace di esserti d'aiuto, e questa è un'attestazione di buon proposito, diciamo, perché, diciamo che uno si mette al fianco di un creatore e deve avere rispetto per l'anima di questa persona e cercare di dare a questo soggetto, come si fa in pittura, uno scenario sul quale poi valorizzare quest'idea. Gli approcci sono stati ovviamente del tutto condivisi, nel senso che quando io avevo minimamente un'idea di contorno, mi confrontavo con Fabio, la mia riserva è stata sulla lingua in realtà, non sui contenuti né armonici né melodici che erano già di per sé stabili e concreti. Ho soltanto apportato delle piccole modifiche formali di contenuto strutturale che occorreva a me per fare gli arrangiamenti. Ma allora su questa storia devo dire c'è stata un'apertura, perché l'arrangiatore, come dicevo prima a Fabio chiacchierando, ha necessità che le cose che lui scrive siano ben rappresentate e quindi devono essere rappresentate da professionisti, altrimenti diciamo quello che io penso poi si vanifica nell'atto pratico del suonare. C'è un quid che indipendentemente dalle parole traspare nella proposta musicale. A volte io posso pure fare a meno di sentire le parole, ma c'è una dinamica umana che segue un suonare, serenità armonica e melodica che era frutto di una sincerità. Dunque Fabio è un onesto raccontatore della sua umanità. Ecco, insomma, è un bravo chitarrista, è un bravo cantante, ma alla fine che serve essere un bravo chitarrista, un bravo cantante? L'importante è raccontarsi e lui ha la chiave per farlo. Allora lavoriamo in questo modo, la meccanica è di questo tipo: lui viene a casa e mi propone delle cose che lui sta scrivendo. Io gli faccio delle piccole riflessioni su possibilità di cambiamenti armonici, ma lui le prende e io gliele do come una provocazione, perché sono convinto che, in generale l'insegnamento, ma sono convinto che la provocazione è la miglior maniera per trasmettere un futuro di apprendimento, perché uno va a casa e si mette in discussione. Dice, però, quindi le cose che si imparano da sé sono quelle che restano. Mi faccio dare un audio alla buona, lo metto nel computer e inizio a lavorarci sopra. Dopodiché ci confrontiamo costantemente sulla struttura del brano. Dopo aver fatto la struttura ci confrontiamo sulle orchestrazioni, vale a dire su quello strumentario che serve a sottolineare i momenti emotivi. Cioè se serve un sassofono, un violino, gli archi, la tastiera, la chitarra, le valutiamo insieme queste cose. Io non sono per dire io faccio da me e poi ti propongo la cosa. Quindi è un continuo interscambio. Felici di fare questo lavoro, sempre col sorriso, non ci sono stati momenti di nervosismo, di caduta, ci sono state no difficoltà, estensioni temporali che ci hanno un po' svilito, perché quando si lavora bisogna anche rispettare dei tempi, però devo dire tutto all'indice della bella esperienza, insomma, ecco.